che ci sono stati pochi giorni fa peraltro a Lampedusa, quindi è pura immondizia, pagata peraltro coi soldi del finanziamento pubblico ai partiti. Ma falla finire. Pagato peraltro col contribuente pubblico. Ti sarei mica messo così, però mi fa schifo. Sarei stato mica toccato da quelle immagini di clandestini in fondo al mare? Non permettere al tiranno di accecarti. Ma sei rimasto toccato? Ma parliamo di persone che sono morte. Certo. Come certo? No, dico certo, perché sono morto è sicuro. Certo, sono rimasto toccato perché come qualsiasi persona che ha un minimo di cuore, di buon senso, sicuramente più 823% di clandestini nell'ultimo anno. Va ora in onda Filo diretto. Buongiorno, bentrovati con il filo diretto, al microfono Alfredo Lissoni, qui con me il senatore Roberto Mura. Ciao Roberto. Ciao a tutti. Poi diamo una tirata d'orecchia al regista che ci fa sentire Radio 24, ma guarda che il buon Parenzo che ci spara tanto addosso. Quando io facevo l'ufologo mi chiamava perché mi voleva in trasmissione, adesso fa tanto il fesso, cos'è Padania misteriosa, ma noi oggi non parliamo di UFO perché di UFO in mezzo a noi ce ne sono veramente tanti. Sì, guarda, troppi. Ieri c'era una lettera su Libero che diceva che Renzi deve essere un extraterrestre. E in effetti mi viene il dubbio perché oggi si fa fotografare sul Corriere della Sera qui con magliettina, pantaloncini, sul tapis-roulant che corre. Stamattina alle 7 alla tecnologia. Ma qui insomma le corse le sta facendo fare a noi, mica le fa lui. Appunto. Senti, che cosa ne pensi di questo fenomeno di Matteo Renzi? Fenomeno, appunto. Sì, che quando arriverà la disillusione, dopo la grande illusione saranno problemi, perché adesso questa grande aspettativa, questa grande illusione che si sta creando in molti rispetto a questo modo di affrontare i problemi di questo disgraziato paese da parte di Renzi, quando poi si fa il tonfo è dura, quindi appunto quella che definisco la grande disillusione dopo l'illusione che sta creando nelle persone, la vedo complicata perché accentuerà tutto quello che è l'effetto caduta nella gente, nelle speranze che qualcuno sta ancora riponendo in un fenomeno che non ha niente a che vedere con la vera capacità di andare ad influire e cambiare questo paese realmente come servirebbe, attraverso delle vere e proprie, una vera e propria restituzione del sistema paese e ritorno al nostro progetto. Fin quando non arriveremo a strutturare questo paese in chiave federale non ci sarà veramente nulla da fare. E questa invece è la strada che sta portando avanti, è tutta al contrario, tutta una centralizzazione. Fin quando non avvicineremo il punto di prelievo al cittadino con la possibilità di controllare già dalla periferia quello che sono sprechi, evasioni e quant'altro. Hai detto giusto tu, un fenomeno Renzi, non realtà Renzi. C'è una piccola differenza. Senti, ma guarda, mi hai fatto venire in mente, quando ero all'università avevo dato un esame sulla storia della Russia pre-rivoluzione, e all'epoca c'era lo zar e i servi della gleba. Lo zar aveva diritto di vita o di morte sulla gente, quindi se non gli stava antipatico diceva fatelo fuori e buonanotte. Ecco, Matteo Renzi, per semplificare, come dice lui, allora vuole togliere le regioni, vuole togliere le province, cioè toglie tutto. Torniamo ai servi della gleba, cioè c'è lo zar. Tutto quello che è rappresentanza, tutto quello che è espressione democratica da parte dei cittadini, lasciando invariato tutto quello che sono i centri di costo. Togliere le province, nel senso di togliere i consiglieri provinciali per lasciare la struttura provinciale, lascia inalterato quello che sono i costi. Togliere il Senato, quindi la possibilità di eleggere i senatori, lascia invariato però tutto quello che sono i costi reali della struttura Senato. Quindi vediamo che piano piano si sta riducendo, c'è questa tendenza a ridurre tutto quello che è rappresentanza democratica. Questo è molto grave, perché adesso non voglio usare una parolona che magari di cui fa uso e abuso, che è la dittatura, ma la strada è questa, continuando dicendo alla gente che si vogliono ridurre i costi, andando a togliere invece tutto quello che è la rappresentanza democratica, la strada che si imbocca non è sicuramente la strada giusta. Poi noi per primi l'abbiamo detto, l'avevamo detto nella devolution, ridurre il numero dei parlamentari, assolutamente, 945 parlamentari che fanno le stesse cose in questo sistema bicamerale, di bicameralismo perfetto, non ha senso, va modificato. Però attenzione alla rappresentanza, perché poi andando a fare queste battaglie un po' alla Grillo, spacchiamo tutto, basta, cancelliamo. E la mia domanda è sempre, e poi?
La domanda che bisogna fare sempre e poi ci vuole una proposta. Io sento, non vedo questo passaggio che è fondamentale tra la protesta e la proposta, che è un passaggio fondamentale. La protesta è giusta, sollevare l'attenzione su quelle sono le problematiche, ma poi ci vuole una proposta che sia assolutamente percorribile, perché sennò alla fine si fa della grande demagogia, la gente poi magari con più del 20% vota movimenti che di fatto una cosa che sia stata fatta in un anno di legislatura, per esempio da Grillo, una sola, me ne basta una, cosa è stata fatta? Nella chiave di rinnovare questo paese, distruggere tutto, mi sta bene, distruggiamo tutto e poi? Appunto, e sai come dicono in Sicilia, è in attesa, Grillo è in attesa. È in attesa, ma in un altro senso, da Bologna Alessandro Morelli, in attesa telefonica. Ciao Ale. Ciao Alfredo, ciao Roberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Padana Libera. Tra pochi minuti arriviamo davanti alla casa, all'abitazione, alla residenza del responsabile, di uno dei responsabili del disastro, e cioè davanti a casa di Romano Prodi. Quindi c'è un bel fiume di gente che sta seguendo Matteo, che distribuisce volantini, quindi come sempre sul pezzo per quanto riguarda la campagna elettorale leghista. E stiamo andando proprio davanti alla casa di Prodi, come vi dicevo, dopo aver toccato altre tappe in questa mattinata in Emilia, con l'incontro con i militanti di fronte ad una villa napoleonica dove sono bellissima, peraltro, sui colli bolognesi, sapete, le famose canzoni che riguardano i colli bolognesi, quindi una vista stupenda, calcetto, campo di calcetto, altri comfort, che viene dedicata all'ospitalità dei soliti clandestini. Questo è quello che sta succedendo anche a Bologna, e che la Lega Nord con Matteo Salvini e il Basta Eurotour in camper chiaramente propone e ricorda di firmare per il 6º referendum. Senti Ale, ma i bolognesi che insomma sono incazzati, perché io quando mi muovevo con Telepadani a fare le interviste la gente era veramente infuriata, e ancora non c'era l'invasione che c'è adesso, perché ancora nessuno aveva abolito il reato di clandestinità. Adesso come reagisce? No, perché insomma stiamo parlando di una città rossa. Allora ti dico, mentre arriviamo, il camper è evidentemente riconoscibilissimo, sono tante le persone che ci accolgono strombazzando, ma in senso positivo. Solo una macchina piena di ragazzi ci ha contestato. Poi c'era con noi Lucia Bergonzoni, che è consigliere comunale qui a Bologna, e ci ha fatto notare che proprio a fianco c'era un centro sociale. Quindi, come sempre, la sinistra più becera, che dimostra l'avanzata intelligenza di cui sono dotati, e cercano sempre, non perdono mai occasione per farcelo capire. Grazie Alessandro, buona giornata. Tra pochi minuti Matteo sarà davanti alla casa perché stiamo camminando, intanto lo sentirete, io ho l'amplificatore, il telefono in una mano, l'amplificatore nell'altra, e quindi tra pochi minuti magari Matteo dirà qualcosa proprio davanti a casa di Prodi, dunque magari lo manderemo in diretta qui da Radio Padana. Dai, allora ci richiami? Ci richiami tu? Certo. Dai, perfetto, certo. Benissimo. Ciao Alessandro, buon lavoro. Ecco, Roberto, ma una cosa, perché l'altra sera c'è stata la mitica ormai trasmissione, io poi ho dovuto prendere un ansiol, mia moglie pure, il faccia a faccia tra la Chieng, finalmente abbiamo scoperto che si chiama Chieng, non Chienge, Chiange, ma si chiama interpretazione autentica. Sì, così hanno detto quelli di anno 1, non bastava anno 0, adesso c'è pure anno 1, c'è pure il secolo. Appunto, alla 7, e c'erano questi ragazzi, chiaramente di sinistra, che dicevano dobbiamo dare le case agli immigrati dove ci sono non so quante migliaia, detto, di case sfitte. Ora è vero che i ragazzi dei centri sociali occupano abusivamente case, ville, eccetera, cascine, con la scusa che sono abbandonate, però con che diritto? Cioè, insomma, bene o male queste case sono di qualcuno, questa è una vecchia ideologia della sinistra, sequestriamo le case. È proprio proletario. Esatto. Cioè, l'ho vista anch'io la trasmissione, non guardo mai la televisione, ma quella lì è un'occasione che non mi volevo perdere, credo un'occasione importante. Aspetta, ti fermo perché allora c'è Matteo Salvini. Sì, sentiamo. Per Romano Prodi, che ci portò in una moneta criminale che ha fatto morti e feriti, lui è fultente, il resto dell'Italia molto meno. E quindi siamo qua a prendere un impegno solenne con i bolognesi, con gli emiliani, con gli italiani tutti,
ci riprenderemo la nostra moneta. Dal 26 maggio cambiamo vita, torniamo a lavorare, torniamo a sorridere, torniamo a vendere, torniamo a mettere su famiglia, a guardare il futuro. L'euro è una moneta totalmente sbagliata, è una moneta tedesca, è una moneta delle banche, è una moneta della finanza. Noi torniamo al futuro, non torniamo al passato. La sfida della Lega è una sfida per il futuro, soli contro tutti, perché i difensori dell'euro sono quasi tutti, Renzi, Berlusconi, Monti, Alfano, Casini, lo stesso Grillo, tutti a difendere l'euro. Noi invece difendiamo la nostra economia, la nostra agricoltura, il nostro commercio, il nostro turismo, la nostra voglia di lavorare, con una moneta più giusta, che solo per la faccia di Prodi, ecco, non so se c'è a Bologna, ci sono i consiglieri di Bologna, ma non Prodi. Io chiederemo l'intitolazione di una via a un grande genio comunque a Bologna, che era il dottor Lombroso, perché certe persone basta guardarlo in faccia per rendersi conto che la soluzione che ti propongo non è quella giusta. E quindi lombrosianamente parlando, 12 anni di cura euro ci hanno ridotto come mai erano stati ridotti in questi 50 anni. Non solo colpa di Prodi, ma anche colpa sua. E quindi dal 26 maggio si cambia vita, votando la Lega, votando la Le Pen, votando tutti quelli che vogliono andare a riprendersi il lavoro in Europa, alla faccia dei professori farlocchi come Romano Prodi. Un minuto di silenzio per lui e per il lavoro che non c'è, per il lavoro negato da uno Stato ingiusto e da una moneta ancora più ingiusta, e per le centinaia di persone che si sono suicidate in preda alla disperazione, in memoria della quale noi vogliamo combattere e uscire dalla gabbia. L'euro è una gabbia, usciamo dalla gabbia e torniamo a lavorare, a sorridere e a sperare. Va bene, questo in diretta, proprio live, Matteo Salvini. Non so se Prodi sia sceso portando giù 2 mortadelle, che di solito quando gli dicono queste cose lui si addormenta, chiude gli occhi, è serafico e pacioso. Senti Roberto, insomma, l'euro ci ha fregato alla grande, insomma, è bello che c'è ancora gente che continua a difenderlo, e dice non possiamo uscire dall'euro, se no chissà cosa succede. Perché fin quando c'era quello che poteva essere un atto di fede, Prodi che ci aveva detto lavoreremo un giorno in meno ma guadagneremo come se lavorassimo un giorno di più, vabbè, non c'era la controprova. Uno fin quando promette delle cose poi è la prova dei fatti che stabilisce se c'ha ragione o c'ha torto. Ma adesso proprio significa essere recidivi, assolutamente recidivi. Non c'è una sola argomentazione a favore di questa situazione, di questa gabbia, come la definiva giustamente Matteo Salvini. Nessuna condizione che può essere portata. Sì, mi viene detto, è impossibile uscire. Come è impossibile uscire? Tutto è impossibile. Quello che sono le regole scritte dall'uomo possono dall'uomo essere cambiate. Soltanto le regole divine non si possono cambiare. Ma questa è una regola che ha fatto l'uomo. Come l'uomo ha impostato questo discorso portando l'Italia in questa situazione, la stessa situazione può essere assolutamente ribattata con degli atti che ci facciano non tornare indietro. Mi piace la cosa, ritornare al futuro. Non si chiede di tornare indietro, non c'è rimpianto per la liretta italiana, ma c'è sicuramente la consapevolezza che questo sistema assolutamente non funziona e bisogna cambiarlo. Uscire dall'euro per guardare al futuro, per vedere a quello che devono essere le condizioni perché un'economia stagnante come quella che abbiamo adesso a livello mondiale, ma soprattutto in Italia dove abbiamo anche tutti i problemi diciamo infrastrutturali legati anche al sistema istituzionale sbagliato, vecchio e stantio, ma fin quando non si cambia il sistema monetario non c'è niente da fare. Allora, 0266203529, pronto? Pronto, buongiorno, grazie ragazzi, vorrei ringraziarvi per l'evangelizzazione, per l'opera costante che fate. Vorrei puntualizzare un attimo un intervento del conduttore precedente che è caduto appunto sull'argomento 5 Stelle, comico di Genova, Grillo, eccetera. E si è detto appunto che il vaffanculismo non porta da nessuna parte. Io puntualizzerei però in questo senso che il vaffanculismo è un momento essenziale, come ci dimostra la stupenda, meravigliosa La bandiera, che è la canzone di Mario Benetti, che è veramente stupenda. Questo è un vaffanculismo costruttivo, è un momento viscerale della presa di coscienza e della rivolta verso l'oppressione, verso la schiavitù, dell'euro, eccetera. Quindi il problema di Grillo non è soltanto che il vaffanculismo porta da nessuna parte, ma che si ricollega all'illusionismo del Matteo sbagliato. Cioè lui crea un illusionismo di fare una protesta a un movimento di 25% di voti che in realtà porta su un binario morto la protesta per non farne niente. Quindi tutto è ben orchestrato in modo molto grave, non è soltanto un vaffanculismo, è un'orchestrazione. Le rispondiamo, sentiamo però l'altra telefonata, prego tutti di essere un po' veloci però. Pronto?
Pronto? È pronto, buongiorno, sono Margherita e chiamo dalla provincia di Bergamo. Buona Padania a tutti. Io vi sento parlare sull'euro e in questi giorni io continuo a pensare una strana cosa. Nel 2009-2010 vi ricordate che si parlava tanto dell'euro, che era una moneta che doveva scomparire? C'è stato un periodo che proprio sembrava che l'euro dovesse essere fatto sparire, non era più, lo dicevano i banchieri, lo dicevano nelle banche, miei amici che lavoravano in banca. Poi nel 2011 chissà come hanno cominciato con lo spread, hanno cominciato a far fallire la Spagna, l'Italia quasi quasi, la Grecia. C'è stato tutto un cambio di strategia, secondo me. Voi cosa ne pensate? Va bene, le rispondiamo. Grazie, buona giornata. Un'altra telefonata, poi le risposte del senatore Mura. Pronto? Sì, pronto, ciao Paolo. Allora, 2 considerazioni telegrafiche. Per il referendum andiamo tutti a votare. L'unico timore che ho è che in questo paese, dove le vediamo di cotte e di crude, avvenga lo scempio che è già avvenuto, tipo, vi ricordate, il referendum contro il finanziamento ai partiti. Quindi in qualche modo il timore che ci sia la reintroduzione di queste situazioni qua scandalose. Però, voglio dire, dobbiamo comunque andare a votare e sto facendo anche proseliti. Bravo. L'altra considerazione, non so, ecco, al tuo ospite chiedere quanto può aver influito nel calo dei voti che abbiamo avuto come partito, come Lega, le alleanze con Berlusconi. Da un lato sono essenziali perché è chiaro, se no non saremo a certe regioni, dall'altro però continuiamo a sentire un personaggio che dice che i piccoli, tra virgolette, dico io, partiti, è inutile il voto. Ecco, credo che molta gente ritiene insopportabile l'alleanza con questo personaggio per questi motivi. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao. Grazie. Roberto. Allora, sul discorso del fanculismo ci riallacciamo un po' a quello che dicevo all'inizio, cioè come la protesta poi si deve concretizzare in una proposta. Quindi come il fanculismo, che è la protesta, poi debba concretizzarsi in una proposta per cambiare le cose. Dove vogliamo andare? Che cosa vogliamo fare? Benissimo. Spacchiamo tutto, però poi anche stabiliamo come costruire. Questo è il grosso limite adesso del grillismo. Il vaffanculismo però paga, perché la gente è esasperata. Io ricevo decine di persone nel mio ufficio, tutti vengono con gli stessi problemi, hanno perso il lavoro il marito, ha perso il lavoro la moglie, vivono con la pensione la suocera, i figli a carico, non sanno come pagare le bollette, non vedono un futuro, perché non vedono un futuro, le imprese che chiudono, sempre più disoccupati che cercano lavoro e sempre meno lavoro. Quindi fin quando non si inverte questa tendenza, qui bisognerebbe aprire tutta una discussione su quello che bisognerebbe fare, favorire le imprese, la detassazione, la semplificazione, creare le condizioni perché le aziende possano operare ed essere competitive sui mercati nazionali e internazionali. Sì, ma Grillo queste cose non le dice, no, non dice solo vaffanculo. No, dice solo vaffanculo. Grazie, siamo capaci tutti. Questo è il problema. Questo è molto italiano, cioè uno lavora e 3 che guardano e criticano. Sì. Poi Margherita diceva queste critiche che sembrava che l'euro stesse morendo tutto, ma sì, ogni tanto periodicamente si sento questo, c'è da dire, gioca molto anche la stampa quanto enfatizza determinate questioni e quanto le fa percepire come emergenti rispetto ad altre. Io francamente vedo sempre soltanto la Lega che alla fine ha sempre criticato negli ultimi anni quello che è questo sistema economico-finanziario, questo che è questo prevaricare da parte dell'euro e soffocare tutto quello che sono le possibilità di sviluppo del nostro paese. Referendum, quando c'è il referendum c'è sempre il timore del giochetto, o introdurre appena prima una norma che di fatto lo rende non più percorribile, la strada del referendum, oppure subito dopo che c'è stato il referendum modificarlo, ma comunque non bisogna mai mollare. Comunque lo strumento del referendum è quello strumento di dimostrazione di una forza e di un dissenso popolare rispetto a quello che sono le situazioni del paese. Quindi non è perché poi magari qualcheduno si inventa il codicillo in una legge che ti rende vano la raccolta delle firme che bisogna fermarsi. Assolutamente, bisogna spingere, bisogna fare un'opera di sensibilizzazione importante. Calo dei voti rispetto all'alleanza con Berlusconi, io l'ho sempre detto, io miro al 51%. Col 51% in un sistema democratico non ha bisogno di niente di nessuno. Non avendo il 51%, avendo bisogno di alleati, bisogna essere molto bravi l'alleato a usarlo, cioè lo uso per le cose che mi servono e cerco di non corrergli dietro sulle cose che lui pretenderebbe da me. Quindi l'abilità di chi ha sempre guidato la Lega in questi anni è proprio questa, cioè questo gioco
mi serve ottenere un risultato, ok, ti prometto, faccio, tu mi aiuti. Io l'ho verificato nella scorsa legislatura, non avrei mai detto che dopo un anno, noi ci siamo insediati come 16ª legislatura il 28-29 di aprile del 2008, esattamente un anno dopo abbiamo approvato la legge 42, la legge delega sul federalismo fiscale. Sembrava fatta allora, purtroppo poi non si è verificato, ma era stato un grosso risultato ottenuto grazie alla capacità di gestire rapporti con alleati e avversari che permettesse di approvare quella legge. Poi è arrivato il governo Monti, ha messo nel cassetto tutti quelli che erano i decreti delegati e purtroppo ci ritroviamo ancora da capo a 12. Però questa deve essere l'abilità, fin quando non si ha il 51%, per questo dobbiamo lavorare e lavorare tutti, ma in ogni condizione possibile, nei gazebo, nelle piazze, andando in giro, sui luoghi di lavoro. Questa è la grande capacità che ha la Lega e che deve continuare a saper sfruttare per arrivare a dire un giorno potremo governare da soli e portare queste cose. Magari non lo vedrò io, lo vedranno i miei figli. Il lavoro che facciamo oggi però deve essere finalizzato a quello. Fino a quel momento però in un sistema democratico bisogna fare il gioco delle alleanze con grande sapienza, grande capacità di saper sempre trovare il punto d'equilibrio per fare in modo di portare a casa il massimo risultato possibile per finalizzare la realizzazione del nostro progetto. Senti, che è sempre quello da 30 anni, cioè non c'è bisogno che lo spieghi agli ascoltatori di Radio Padania. Una cosa al volo, perché a me Berlusconi sta chiaramente sulle scatole, i radioascoltatori lo sanno, ce lo diciamo tra di noi, tanto ci ascoltano solo 500.000 di persone, però insomma, quando c'era Berlusconi i respingimenti grazie a Maroni si facevano, e la Libia era in guerra, c'aveva i suoi casini, ma non si diceva ce ne sono 600.000 pronti ad arrivare qua. Appena tutto questo è scomparso, vai, porte aperte. Assolutamente sì, purtroppo in politica, mi ricordo il mio presidente del gruppo nella scorsa legislatura, il senatore Bricolo, diceva noi dobbiamo adattarci ogni giorno magari a mandare giù un cucchiaino di qualche cosa che non è proprio cioccolato svizzero, però questo deve essere finalizzato all'ottenimento di tutto quello che serve per realizzare il nostro progetto. La vita è fatta anche di questo, è bello, magari essere all'opposizione è bellissimo, è divertente, spari su qualsiasi cosa che si muova, molto divertente, ma poi ok, riusciamo sempre soltanto stando all'opposizione a determinare quelle condizioni per aumentare il numero dei consensi? Non credo che sia proprio così possibile. Io l'ho verificato, faccio un esempio personale se mi perdoni, quando ho fatto il sindaco, ho fatto prima il consigliere comunale, poi l'assessore, poi il vice sindaco. Quando mi sono candidato a sindaco la prima volta, ok, vabbè, non avevo controprova, venivo da un'esperienza di vice sindaco, ma è stato bello quando nel secondo mandato, nel 2006, ci siamo presentati di nuovo ai cittadini di San Genesio e su 4 liste abbiamo preso il 52%. Quindi significa che non è che la Lega avesse il 52%, però la gente ha capito che noi come amministratori della Lega eravamo in grado di dare delle risposte alla gente, e quello che è il consenso alla Lega legato a quello che sono le capacità amministrative che abbiamo saputo dimostrare ha generato un aumento dei consensi. Quindi questo è sicuramente importante, è quello che credo che vada fatto. Poi è chiaro che se il cucchiaino diventa una biella, e infatti è quello che è successo col governo Monti, quando ci è stato chiesto troppo rispetto a quello che erano anche gli impegni e i pro, i contro erano troppi e siamo passati all'opposizione, quindi scaricando l'alleato con cui avevamo iniziato la legislatura. Che si è messo col PD. Sentiamo una telefonata. La gente lo capisce questo. Niente, sono andate. E allora senti, visto che abbiamo parlato di Prodi, regia, sentiamo una cosa, facciamo un viaggio indietro nel tempo, andiamo nel 2006. Lo so che Prodi è soporifero, cercate di resistere, solo 1 minuto e 12. Miliardi di euro alle famiglie, 6 alla sanità, e che diminuisce la differenza di costo del lavoro fra il lavoro precario e il lavoro a tempo indeterminato, cioè che aiuterà finalmente a regolarizzare i precari. Questo non è dire bugie, ma è mantenere le promesse. Per Montezemolo questa è una finanziaria classista, troppo sbilanciata a sinistra. Beh, se essere classista vuol dire introdurre un po' di giustizia e aiutare un po' quelli che avevano perso di potere d'acquisto negli anni trascorsi, allora è una finanziaria classista. Per me è una finanziaria giusta. Lunedì lei incontrerà il commissario europeo Almunia. Quali assicurazioni? No, perché da federale. C'è stato qualche problema. Ma non mi basta. Farò vedere anche ad Almunia un progetto per cui l'Italia finalmente potrà correre alla stessa velocità degli altri paesi europei.
Proprio a correre alla stessa sulla velocità degli altri paesi europei, Ecco, nel 2006. verso il baratro. Cioè, direzione opposta, vediamo la Germania come sta andando, vediamo noi. Questo prometteva, no? Poi i precari sarebbero diventati... Diciamolo ai precari, diciamolo agli esodiati, diciamo alla gente che ha perso il lavoro, diciamo a questa gente qua. Questo qui è il vedere quello che sono le promesse il giorno dopo. Non si ricordano più di queste dichiarazioni, insomma è bello farle risentire. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buona Padania, sono Giorgio da Sesto. Senti, io ascolto volentieri tutte le bugie e sono tante quelle che tutti quanti sparano in questi tempi. Sarebbe opportuno che magari qualcuno di noi parlasse senza sparare bugie, e vorrei suggerire qualche cosa che non può essere. Io noto che sui mezzi pubblici gli anziani sono quelli che pagano il biglietto, e se hanno una pensione che è effettivamente minima diventa difficoltoso anche dover sborsare quei 30 euro al mese che ti obbligano per la spesa. Che cosa costerebbe nelle due regioni dove noi siamo ancora presenti con la presidenza, quindi parlo del Veneto e parlo della Lombardia, di mandare a casa una tessera annuale per queste persone che hanno compiuto i 65 anni e che chiaramente potrebbero avere l'agio di poter muoversi, e loro chiaramente lo farebbero molto più volentieri. Vuoi per andare a visitare i cari al cimitero, vuoi per andare a fare la spesa al mercato, al supermercato. Quindi quel tesserino sarebbe una cosa utile all'anziano, a noi costerebbe molto poco e per noi potremmo avere un ritorno di ringraziamento veramente vale, e soprattutto non avremmo detto una bugia. Io dico che sono queste piccole cose che possono aiutare questa gente che si accontenta di poco. Spero che si possa fare. Vi ringrazio, buona Padania. Sì, il problema è che per esempio a Milano, siccome i biglietti sono comunali e non regionali, il buon Pisapia che cosa ha fatto? Visto che ci sono tutte queste emergenze dal resto del mondo, il biglietto da €1 l'ha portato a €1,50, insomma 3.000 lire per magari 3 corse, francamente. Un'altra telefonata per le risposte di Roberto Mura, pronto? Salve, sono Carlo da Trieste. Sì. Mi ricollego a quanto ha detto l'ascoltatore precedente sulla necessità di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. A proposito dell'euro, moneta forte che impedisce le nostre esportazioni, è vero, ma solo in minima parte, perché il commercio internazionale, lo spiegherà il senatore suo ospite, è regolato dal clearing o dal dumping, che sono due sistemi di regolazione del commercio internazionale, uno basato sulle compensazioni fra importazioni e esportazioni e l'altro sulle esportazioni sotto costo, a costi minori. Il traffico il commercio internazionale è stato regolato con la moneta più forte esistente fino all'ingresso dell'euro sui mercati internazionali, ed era il dollaro, e questo non ha mai impedito che ci fosse un buon successo delle esportazioni italiane. Ditelo una volta per tutte, grazie. Grazie, un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Buongiorno, chiamo Marisa, sono da Brianza. Io volevo solamente ricordare, dire che dovremmo ricordare un po' di più che la Lega già 20 anni fa, 10 anni fa, quando siamo entrati nell'euro, diceva che saremmo finiti a questo punto. Quindi è l'unica che ha credibilità, perché se 10 anni fa avevamo ragione, forse abbiamo ragione anche questa volta, e la gente dovrebbe pensare, dovremmo far sentire i discorsi di Bossi dei nostri parlamentari di allora, che dicevano esattamente dove saremmo finiti se tutta l'Italia entrava nell'euro, mentre invece se entravamo con 2 euro diversi sarebbe andato tutto diversamente, per cui forse abbiamo ragione anche questa volta. Grazie. Grazie, salve. Ma insomma, ora rispetto a chi difende l'euro, vi ha fatto sentire prima Prodi, 2006, TG1, l'Italia correrà alla stregua dei paesi europei, l'ha detto lui, l'avete sentito? E mi pare che non sia andata così. Poi non è soltanto il discorso dell'euro, le merci che compriamo, che vendiamo, il discorso che noi abbiamo perso la nostra sovranità monetaria e siamo legati a tutta una serie di trattati.
centrato, proprio quello. E poi non abbiamo più nessuna possibilità di giocare sull'elasticità della moneta che permetteva in certe fasi magari di svalutare con tutti i rischi del caso, ma comunque magari di ripartire e poi compensare con quello che era la maggior produzione, la maggior diciamo l'aumento del PIL, quello che potevano essere le problematiche generate, le controindicazioni derivanti da una svalutazione. Quindi adesso il fatto di avere una moneta rigida, una moneta su cui non possiamo andare a ragionare, ci crea tutti questi problemi, per esempio rispetto alla Germania. Io non criminalizzo la Germania fa i suoi interessi, criminalizzo chi lascia fare gli interessi alla Germania senza pensare ai nostri, quindi diciamo con un grande masochismo. Diciamocela tutta, perché ora va bene l'euro, che bello, ci sono arrivati soldi a pioggia dall'Unione Europea, che poi in realtà erano soldi che mandavamo noi, ma vabbè, pazienza. Perché il saldo è sempre negativo, sì, ne vediamo di più di quanti ce ne tornano. Esatto, ma la grandissima fregatura è che per stare al tavolo dei potenti questi hanno detto voi dovete avere il pareggio di bilancio a un paese che ha 2.000 miliardi di debito. E quindi che impegnerà per i prossimi anni l'Italia a dei versamenti annuali spaventosi, quindi diciamo il danno si somma al danno. Andando con ordine, Giorgio da Sesto diceva le tessere per chi ha compiuto più di 65 anni, già ci sono delle facilitazioni per gli anziani, poi come dicevi giustamente tu c'è tutto il sistema dei trasporti cittadini che è legato ai comuni, quindi sono i comuni che fanno le tariffe, assolutamente giusto. Poi lascio a chi fa diciamo le normative nei singoli comuni e regioni. Adesso per esempio io sto andando in giro con Angelo Ciocca per la campagna elettorale per le europee per sostenere la sua candidatura e mi diceva, e lo diceva anche andando in giro, come per esempio si è emerso parlando con la gente, come per esempio un problema adesso, un disoccupato che cerca lavoro, com'è che lo fa? Lo puoi fare un po' da casa, da internet, ma poi devi andare in giro, presentare il curriculum, fare quei colloqui, e quando non hai soldi neanche per mangiare diventa difficile anche muoversi. E quindi come diciamo da una segnalazione di una persona incontrata in una di queste occasioni si è emerso come per esempio ci siano un'altra categoria da favorire in questo momento, fornendo la possibilità di muoversi per cercare lavoro, quindi facilitando per esempio sul costo dei biglietti, permettendo per esempio al disoccupato per andare in giro per il proprio lavoro in certi orari di poter godere dei servizi di trasporto gratuito. Sugli anziani non ci piove, quindi non sono sicuramente a contraddire quello che dice Giorgio. Le altre due risposte vedo che le telefonate incalzano, è bello questo confronto con i nostri ascoltatori. Carlo da Trieste parlava di quello che sono gli scambi internazionali che prima venivano gestiti in dollari, poi in euro. Io credo che le problematiche legate all'euro siano soprattutto legate a quello che è il discorso oggi nostro interno. Vedo le aziende che hanno la possibilità e la capacità e la tecnologia di lavorare su estero stanno lavorando e per fortuna un po' ci sono quelle, ma non bastano a sostenere quello che è un calo della domanda interna spaventoso, che quindi non può essere compensato da quello che è la capacità di alcune aziende di portare fuori. Quindi credo che le problematiche legate all'euro oggi siano più legate al mercato interno rispetto a quello che possono essere le difficoltà che l'euro crea per quanto riguarda l'esportazione. Senti, ma diciamocelo ancora papale, qui il discorso è ok, volete lavorare in euro con l'estero, dovete sanare il deficit ed è impossibile farlo, quindi avere i conti in ordine, impossibile farlo in questo paese e ci dobbiamo beccare gli extracomunitari. Perché, insomma, è questo il ricatto, è questo. Di fatto sì. Cioè, vogliamo stare noi barboni alla tavola dei potenti, questo è il ricatto. Perché di fatto oggi questo è un po' il prezzo che ci stanno facendo pagare. Sicuramente hai ragione, è una considerazione molto corretta. Quello che è il prezzo che ci stanno facendo pagare, diciamo, c'è questa criticità che tu sollevi rispetto al sistema Europa. Benissimo, allora io sul sistema, su quello che è la problematica degli extracomunitari, degli sbarchi, ti lascio da solo. Perché l'abbiamo è quello che stanno facendo. Marisa dalla Brianza, sfondi una porta aperta, abbiamo ragione, lo sappiamo. Se andiamo a risentire i discorsi di Prodi, vediamo che i discorsi di Prodi non corrispondono poi a quello che è stata la realtà dei fatti dopo. Se vado a riscoltare i discorsi di Bossi, quello che lui aveva previsto si è realizzato tutto, quindi significa che come Lega avevamo ragione allora, abbiamo ragione ancora adesso. Quello che ci dobbiamo augurare tutti è che crescendo questa opera di sensibilizzazione da parte della Lega a tutti i livelli rispetto a queste problematiche possiamo sempre più andare a scalfire quello che sono delle convinzioni, che io metterei tra virgolette, perché a volte da parte di alcuni possono essere anche delle convinzioni proprie dal punto di vista morale, ma altre volte sono convinzioni esclusivamente dal punto di vista della convenienza rispetto che a certe cose vadano in una certa maniera. Sanno benissimo che la destinazione
il futuro è quello che noi giudichiamo negativo, che però comunque fa sempre comodo a qualcheduno, che in questo momento è forte. Il sistema finanziario, il sistema delle banche, c'è un certo tipo di sistema che guarda al domani, quanto guadagno domani per il fatto che io muovo tot milioni di euro, quanto guadagno domani, quello che succederà tra una settimana è spazzatura. Figuriamoci se può interessare quello che è lo sviluppo, la crescita di un paese nel tempo, con tutto quello che sono diciamo, gli interessi della gente. Sono assolutamente incompatibili in tanti casi. Prendiamo qualche altra telefonata, pronto? Buongiorno a tutti, Carlo dalla provincia di Brescia. Salve Carlo. Allora, a proposito del tour che ha fatto il nostro segretario federale del Mezzogiorno, vedo che sta dando dei frutti, perché domani mattino, ecco, volevo fare questa comunicazione, in provincia di Salerno, nel comune di Sala Consilina, in via Mezzacapo, dalle 9 alle 13 ci sarà un gazebo della Lega Nord per la raccolta delle firme dei nostri quesiti referendari e naturalmente per votare per l'uscita dall'euro. Quindi ripeti il posto. Allora, il comune è Sala Consilina, provincia di Salerno, via Mezzacapo, quindi nel centro cittadino. Il gazebo c'è dalle 9 alle 12 con i volontari che abbiamo trovato, perché ci hanno contattato perché volevano fare questa raccolta firme, perché Matteo Salvini è il salvatore secondo loro, e quindi ecco detto fatto, ecco. Va bene, grazie. Allora tutti gli amici della zona sono invitati ad andare a firmare. Matteo Salvini Salvatore, noi non abbiamo queste velleità mistiche come ce l'ha Grillo o ce l'ha Renzi. Diciamo, Matteo Salvini è come tutti noi una persona che lavora bene, una persona in gamba e che sta dando molto slancio ed energia. Facciamo quello che possiamo per tenere botta in una nave che sta affondando pericolosamente. Pronto? Buongiorno. Leo da Bergamo. Sì. Ascolta, io ieri, passeggiando per il centro lì a Bergamo, in città, ho bisticciato, litigato con una negra. E io sono un biancone e lei è una negrona. Vabbè, bianco e nero, dai. Bianco e nero, sì. Bene. Perché per l'arroganza, la sua padronanza e così mi sono scattati i nervi. In ogni caso sono rimasto in certe risposte che mi ha dato, certe cose mi ha detto che mangeremo la nostra merda e che in Belgio stanno già buttando fuori gli italiani in Belgio. Ma è vero questo? No, può darsi. Va bene, ma non credo che buttino fuori gli italiani per tenersi gli altri, No, mi pare un po' difficile. Va bene, grazie. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Buongiorno, che sono Carlo, chiamo da Torino. Io volevo solo fare una piccolissima considerazione, non me ne intendo di politica, di rapporti internazionali, eccetera. Io le dico solo questo: prima dell'euro prendevo 2 milioni e 8 al mese, mia moglie non lavorava, avevo 2 figli, avevamo una vita dignitosa. All'improvviso mi sono trovato con 1.400 euro al mese, con 800 euro di affitto contro le 400.000 lire che pagavo prima, e mia moglie l'ho l'ho invitata a trovarsi un lavoro perché detto, ragazzi, non ce la facciamo a vivere. Questa è la mia considerazione sull'euro, tutto il resto non mi interessa. Grazie mille, buona giornata. Quella è la considerazione di partenza, cambio folle. Cioè... Ma diciamola proprio nella maniera papale. Allora, potevamo pagare in euro e sterline, non importa. Con la lira noi svalutavamo, quindi ahimè i prezzi aumentavano, però nessuno ci metteva fior di tasse perché c'era l'obbligo dall'Unione Europea di avere il pareggio di bilancio. Perché quello che ci ammazza è questo, che noi prendiamo poco, ma poi sono le tasse che ci massacrano. Assolutamente. Però quello che diceva Carlo è uno dei peccati originali. Carlo da Torino diceva: io prendevo 2.800 euro al mese e vivevo bene, vivevo dignitosamente. Nel momento stesso c'è stato il passaggio all'euro con questo cambio scellerato che è stato accettato perché Prodi, possiamo andare a trovare le sue interviste, che diceva: vi porterò nell'euro, cioè come se fosse arriviamo chissà dove. Però queste sono le condizioni, diceva Carlo, guadagnava 2.800.000 lire al mese e viveva dignitosamente. Con 1.400 questo non è stato possibile perché era il cambio sbagliato. L'Italia ha accettato, pur di entrare, ha accettato le condizioni più assurde, allucinanti, perché anche un certo sistema politico di allora si doveva garantire quello che era il mantenimento di una promessa che sembrava il miraggio da raggiungere e la soluzione di tutti i problemi, e invece è stato tutto l'inizio di tutte le disgrazie. Carlo di Brescia, nella prima telefonata, diceva del gazebo a Sala Consilina. Al sud si sta, credo, andando molto bene. Ho avuto occasione di parlare varie volte con Raffaele Volpi, che ha seguito in questa fase tutti i rapporti col sud. Io stesso
elezioni europee del 2010 insieme al senatore Fabio Rizzi, ci è stato dato l'incarico di seguire la Sardegna. Abbiamo lavorato tanto, soprattutto Fabio Rizzi ha lavorato moltissimo in Sardegna e i risultati sono arrivati. Io mi ricordo quando c'è stata l'inaugurazione della sede di Trinità d'Agulto, vicino a Sassari, sulla costa nord, in provincia di Sassari, sulla costa nord della Sardegna, sono arrivato e ho detto dov'è che sono finito? In Val Brembana, cioè, perché bandiere della Lega, le persone col fazzolettino verde, grande attenzione allora ed oggi più che mai, perché quelli che erano i problemi di allora, che magari potevano essere percepiti in maniera più soft, adesso sono percepiti in maniera drammatica sulla pelle dalla gente, sulla propria pelle. E quindi anche al sud, mi raccontava ieri il senatore Centinaio, che è stato in Basilicata nei giorni scorsi, che ha incontrato appunto in uno di questi paesini della Basilicata una persona che ha detto: ah sì, vabbè, le vostre idee, però sa, vi chiamate Lega Nord. Ma dice sempre qualcheduno è più a nord o più a sud di qualcun altro, per cui la battuta me la passerete, però ah sì, è vero, mi avete convinto, vi voto. A volte ci vuole poco per magari vincere anche delle remore da parte della gente che sono esclusivamente legate a questioni non sostanziali. Oggi dobbiamo puntare assolutamente, ed è quello che stiamo facendo, è quello che sta facendo Matteo Salvini andando in giro per tutto il paese, puntare sulle questioni di sostanza con delle soluzioni. Quindi ritorniamo al vaffanculismo iniziale, ritorniamo alla protesta iniziale. Noi siamo gli unici che hanno una proposta concreta. Guardiamo gli altri, guardiamo tutto il resto, guardiamo la campagna elettorale per queste europee, per le amministrative. Da chi viene la proposta? Lega Nord, punto e basta. Infatti. Allora un SMS. Siamo un gruppo di minoranza del PDL in un comune del Piemonte, possiamo fare un appello pubblico per firmare il referendum della Lega? Certo che potete, anzi chiamateci pure che ci fa piacere. Vi diciamo dove andare a firmare, non è un problema. Appunto. Sentiamo una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buona Padania, telefono da Como. Sì. Io sto facendo una considerazione sulla questione dei referendum, sulla Fornero. Tanti non vanno perché dice non c'ho mica voglia. Allora la mia considerazione è questa: noi italiani, se ci togliamo i giochini da andare a fare i coglioni in piazza, si sentono persi, non vanno a vedere di poter cercare di stare meglio, loro vogliono che il giochino continui, perché lavorare si fa fatica e dunque devono avere la giornata per il giochino. Ecco, voglio sentire una tua opinione. Buona Padania. Grazie. Beh, sentiamo prima di andare in pubblicità un'opinione del senatore Mura. Ma queste considerazioni, non ho voglia, non ho tempo. Sì, però alle partite ci vanno. Assolutamente, perché un po' chi fa questo discorso vuol dire che non è ancora stato toccato come si deve, quindi quando magari si fa l'incontro pubblico su un determinato argomento, ma non posso venire perché gioca la squadra del cuore, non ne dico una piuttosto che un'altra, per non far sotto nessuno, significa che quel problema non ce l'ha realmente. Oppure quelli, altro esempio, oltre a quello non ho voglia, quelli che vengono a dire voi dovete fare così. Scusi, lei per chi ha votato la volta scorsa? E magari mi dicono ha votato il PDL piuttosto che per qualcun altro, benissimo. Allora poi viene a chiedere a me, vada a chiedere per chi ha votato. La prossima volta, se lei voterà Lega, potrà venire da me a chiedermi conto di quello che sono le promesse che noi abbiamo fatto e che secondo lei potremmo non aver mantenuto. Credo che questo, quello che diceva appunto l'amico di Como, possa essere ampliato in questa direzione, cioè non soltanto non c'ho tempo, non c'ho voglia o comunque un distacco dalle questioni perché probabilmente non lo toccano ancora a sufficienza, c'è questo di quelli che si lamentano che noi non avremmo fatto qualche cosa quando hanno votato per qualcun altro, che è un fenomeno incredibile. Sì, infatti. Va bene, linea alla regia. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi
assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario. Benissimo, rieccoci in diretta. Alfredo Lissoni, qui con me il senatore Roberto Mura. Ieri c'è stato un incontro molto importante, presente il governatore Maroni, un incontro organizzato dal consigliere regionale Angelo Ciocca, dove si è parlato proprio di Europa e futuro. E noi siamo collegati telefonicamente con Angelo Ciocca. Ciao Angelo. Ciao Alfredo, ciao Angelo, amico Roberto, e ciao ai tanti amici che ci stanno ascoltando da Radio Padania Libera. Dove sei adesso? Adesso sto andando a Ostiglia, Mantova, sono partito da Zerbolò, sto andando a Mantova, poi vado a Milano perché alle 3:30 sono al TGCon 24, poi vado a Melzo, poi insomma siamo in giro Alfredo, siamo in giro in questa bella esperienza. Ah, ok. Senti, se gli amici di Mantova ti vogliono incontrare, dove devono andare? Sono esattamente ad Ostiglia, però prima della fine della conversazione vi do esattamente anche l'indirizzo, perché non mi nascondo che sto guidando con l'auricolare, ma sto guidando. Ah, va bene, ok. Che noi della Lega sai che non abbiamo le auto blu o autisti, insomma. No, ma non parlare di auto blu, la Chieng ha detto che la sua non è un'auto blu, è un'auto di scorta. Ah, ecco. Noi della Lega non abbiamo scorte, non abbiamo autisti, non abbiamo auto. E quindi siamo, come vedete, collegati in radio, ma nel frattempo viaggiamo in macchina con gli auricolari o con i viva voce, in questo caso con l'auricolare, e cerchiamo di arrivare dai nostri militanti, ai nostri sostenitori puntuali, ecco. Senti, ma allora questo convegno sul futuro, mi chiedo, Europa e futuro, ma l'Europa ce l'ha un futuro, questa Europa? Ma Alfredo, la cosa emersa ieri, erano presenti tutte le associazioni di categoria, tutte le associazioni di volontariato, tutti coloro che sono il mondo reale, coloro che quotidianamente cercano di dare risposte vere a un territorio, vuoi sul lavoro, vuoi sui servizi, vuoi sulla solidarietà, vuoi nel fare impresa, vuoi nel fare occupazione. Ecco, tutto questo mondo, anche il mondo delle professioni, perché c'erano i notai, gli avvocati, i geometri, i periti, e tutti i farmacisti, ecco, i medici, tutto il mondo del lavoro ieri ha detto in modo unanime che questa Europa è un'Europa che va cambiata, e questa è la grande soddisfazione, che finalmente non si è più soli a dire che questa è un'Europa che ha reso tutti più poveri e meno sicuri a vantaggio delle multinazionali, a vantaggio delle banche. Oggi anche il mondo reale, almeno ieri il mondo del territorio della provincia di Pavia ha fatto un'analisi molto forte e rigida, a partire dal mondo produttivo, al mondo del commercio, al mondo delle professioni, dove in modo unanime si è detto che questa Europa è un'Europa che in questi anni non ha dato opportunità di crescita, non ha dato opportunità alle nostre imprese, non ha dato opportunità alla promozione dei nostri prodotti, ma è un'Europa che giorno dopo giorno ci ingabbia nell'opportunità di sviluppare le nostre maestranze, le nostre professionalità, i nostri talenti a vantaggio delle multinazionali, a vantaggio delle banche. E allora ieri noi abbiamo poi fatto un documento, un manifesto di punti programmatici che il territorio della provincia di Pavia vuole portare in Europa, con un obiettivo, cioè quello di dire a questa Europa: guardate che noi vogliamo che l'Europa parta dal basso e non parta dall'alto, parta dai bisogni dei territori, dai bisogni dei cittadini, e non dai bisogni delle banche o dai bisogni delle multinazionali. L'Europa non è nata per salvare i bilanci delle multinazionali e delle banche, ma è nata per valorizzare quello che sono i nostri talenti, le nostre capacità, le nostre, mi auguro, opportunità che ogni territorio ha. Questa Europa che ieri è emersa, che promuove gli insetti in cucina e non promuove i nostri prodotti agroalimentari, è un'Europa che l'Italia, che la Lombardia, che la provincia di Pavia, ma ormai tutto il nord non vuole sostanziare. Angelo, ovviamente sono ironico, ma insomma tu mi stai parlando di difendere la produttività del nord, difendere i lavoratori, difendere i pensionati, ma scusa, guarda che gli altri partiti, allora Renzi dà gli 80 euro, Berlusconi ha promesso le dentiere, Grillo vuole dare il reddito di cittadinanza, eccetera eccetera, insomma
a parte l'aria fritta, la Kyenge poi ha detto che pensa soltanto agli immigrati, qua mi pare che a parte l'aria fritta degli altri, gli unici che stanno portando qualcosa di concreto e di fattibile subito è la Lega. Ma guarda, noi Alfredo sai benissimo abbiamo la fortuna di andare in campagna elettorale con dei fatti concreti. I fatti concreti sono quelli che stiamo sviluppando e abbiamo approvato in Regione Lombardia, ne abbiamo parlato anche tanto in radio, ad esempio il decreto per la competitività dove abbiamo messo a disposizione 20 milioni di euro per le imprese per valorizzare i nostri brevetti, ad esempio il fatto che i brevetti lombardi vengano oggi comprati dalle imprese americane e quelle imprese americane con i nostri brevetti fanno impresa occupazione è un fatto grave, dove Regione Lombardia ha detto no, quei brevetti devono restare al lavoro lombardo, al lavoro del nord, quindi compriamo quei brevetti, diamoli alle imprese del nostro territorio. Ecco, il governo concretamente cosa ha fatto su questa legge? Si è fatto forte di una direttiva europea e ha detto che questa legge non può essere applicata e quindi ha impugnato la legge, ma noi andremo avanti ovviamente ad applicarla anche se il governo l'ha impugnata. Ha impugnato questa legge forte di una direttiva europea dicendo che la legge della Regione Lombardia avvantaggia le imprese lombarde, avvantaggia le imprese del nord, avvantaggia le imprese che vogliono vantarsi ad esempio della griffa del marchio facoltativo Made in Lombardia. E questo è il fatto reale della sinistra, il fatto reale di Renzi, il fatto reale di un'Europa che quando c'è una regione, c'è un territorio che cerca di uscire da un momento difficile anche con qualche bella idea, ci cerca di imbrigliarlo. Perché? Perché è logico che se il nostro paese resta in difficoltà, gli altri paesi europei sono avvantaggiati. Perché l'Italia viene appesantita dal problema dei clandestini? Perché l'Europa non ci aiuta a contrastare il problema dell'immigrazione clandestina? Perché è logico che se il nostro zaino è appesantito dai clandestini e i nostri soldi al posto di andare per fare impresa, per fare occupazione, per aiutare i disabili, per aiutare i bisogni di prima necessità della nostra gente, vanno oggi tutti in prima accoglienze folli di questi clandestini, ecco, gli altri paesi hanno vantaggi. Più il nostro zaino è appesantito, più noi facciamo fatica a correre, meno noi riusciamo a correre e gli altri paesi ovviamente hanno la vita facile. Questa Europa che penalizza l'Italia, penalizza il nord, a vantaggio degli altri paesi, noi assolutamente non la vogliamo cambiare. A partire dal problema della clandestinità, che è un problema che oggi sottrae risorse importanti ai nostri cittadini. Chiaro. Senti Angelo, allora tu attorno alle 12:30, perché non ti farò perdere ulteriore tempo, abbiamo detto sarai a Ostiglia per un aperitivo al bar Bertoni in Piazza Cornelio, quindi lo ricordo, bar Bertoni di Piazza Cornelio, Ostiglia, Mantova, però un radioascoltatore ci diceva... E lì faremo una cosa importante, Alfredo, una cosa importante è che daremo un segnale forte, l'abbiamo già dato in altre piazze, lo diamo anche a Ostiglia, quello di distruggere una slot machine. Ecco. Tu sai benissimo che Regione Lombardia ha fatto un'azione importante, è uscita dalla mia commissione, una legge di contrasto al pericolo d'azzardo. La politica ne ha parlato tanto, molti partiti continuano a parlare dicendo che è un problema. Roberto Maroni e la squadra di Roberto Maroni in Regione Lombardia ha deciso di fare una legge di contrasto al pericolo d'azzardo, una legge fatta, una legge approvata all'unanimità anche con le opposizioni che hanno certificato la bontà di questa legge, una legge che noi stiamo portando sul territorio del nord per cercare di far capire che l'azzardo non è un gioco ma è un pericolo. Le slot machine non producono effetti positivi ma producono effetti negativi. Ecco, noi vogliamo che questo tema, sviluppato tanto in Regione Lombardia e contrastato tanto in Regione Lombardia grazie a questa legge, possa arrivare nelle nostre piazze anche con una dimostrazione concreta. Noi distruggeremo una slot machine oggi a Ostiglia, ma vogliamo fare in modo che anche l'Europa di questi problemi seri se ne occupi, perché pensate alla gravità di tutto il gioco online. Oggi chiunque può rovinarsi giocando online senza nessun tipo di controllo, senza nessun tipo di protezione. Noi abbiamo bisogno assolutamente che questa Europa, al posto di occuparsi della curvatura dei cetrioli o di altre fesserie e continuare a sanzionare l'Italia, ad esempio in diversi ostacoli che crea alle nostre imprese, agli orologiai, ai carrozzieri, ai falegnami e via discorrendo. Noi abbiamo bisogno che questa Europa si occupi dei problemi dei nostri cittadini e della salute dei nostri cittadini. Il pericolo d'azzardo è un tema sul quale l'Europa oggi non sta facendo nulla.
Infatti. Grazie mille Angelo, buona giornata. Ciao Grazie Angelo. a voi, Padania Libera, un abbraccio e un saluto a tutti i radioascoltatori. So che siete in ottime mani con Roberto Mura. Buona giornata, buon fine settimana, avanti e tutta forza. Ciao Angelo, buon lavoro. Ecco, senti Roberto, però a proposito delle slot machine, questo governo ha concesso ulteriori licenze perché stanno spuntando come funghi, e fu all'epoca Prodi che le aveva sguinzagliate in tutti i bar. Interessi, vi sono montagne di denaro, speculare sulla pelle della gente, dei disperati che sperano, infilando qualche euro, di poter risolvere i problemi della loro vita. Poi diventa qualcosa di compulsivo e allora più si perde, più si gioca e ci si rovina. E dietro questo ci sono interessi leciti e non leciti, ci sono normative che permettono appunto di speculare sulla pelle della gente, e questo è assolutamente scandaloso. Però vediamo che tutte le volte che ci si muove c'è qualche interesse portato avanti dal politico compiacente di turno che infila l'emendamento nel provvedimento alla Camera, al Senato, la finanziaria, piuttosto che altri provvedimenti, per fare in modo che questo fenomeno dilaghi. Altra cosa di cui si parlava andando in giro, quello che sono per esempio anche tecniche psicologiche incredibili. Per esempio, basterebbe mettere un tappetino nella vaschetta dove cadono i soldi per limitare quel rumore di denaro che cade, che stimola la gente il fatto di giocare. Certo. Basta quello, i soldi che cadono, che fanno rumore, che generano la voglia di provare a mettere dei soldi dentro. Basterebbe spendere qualche centesimo di euro per un tappetino. È fatto apposta, ma è tutto fatto di queste tecniche. Il gioco online poi vediamo che è un gioco senza frontiere. Io ricevo giornalmente mail che mi invitano, che mi regalano 5 euro per giocare, e quante persone, al di là di quello che è uno stimolo magari così congenito al gioco, lo fanno sperando di poter risolvere tutti i loro problemi. È una tassa sulla disperazione. Sì, no, ma è vergognoso. Io ho un caro amico, siamo stati assieme al militare, un giorno mi ha chiamato dicendo: guarda, noi avevamo 200 milioni, allora c'erano ancora le lire, 200 milioni in banca, mia madre se li ha fatti fuori tutti, proprio tutti, cioè da un giorno all'altro resti scusate il termine, col culo per terra. Cioè, è vergognoso che lo Stato faccia questa cosa. Questo il gioco d'azzardo dovrebbe essere vietato. E appunto, poi non basta sicuramente l'azione di sensibilizzazione, ci vogliono delle norme per limitare, perché chi vuole giocare, poi il modo di giocare magari lo trova sempre. Però quindi la doppia azione è fatta sensibilizzando la gente su quello che sono gli effetti, partendo veramente anche dall'età minori, non dico dalle scuole, ma poco ci manca. E poi anche limitando la possibilità di svolgere questo tipo di attività. Prima c'erano soltanto i casino, uno doveva entrare in un casino, c'erano determinate regole. Adesso uno si può rovinare mettendosi davanti a un tablet. Infatti. Una telefonata, pronto? Devo proprio parlare di sta cosa. Sì, ci dica. Pronto? Sì, ci dica. Salve, allora io sono un elettore della Lega. Sì. Ma sono anche un operatore del settore di cui state parlando. Cioè, negli anni, purtroppo, io non sto rubando niente a nessuno come operatore, attenzione, perché tante volte si fa veramente confusione. Cioè, quando date le notizie, quando qualcuno parla dei 98 miliardi, dei miliardi, sono i gestori di rete, certo. Non siamo noi distributori di queste macchine, perché tante volte ci troviamo fuori noi poi che l'informazione distorta, moltissima gente dice: voi siete quelli che vi siete intascati i soldi. No, cari signori, perché noi le tasse le versiamo e sono stati gestori di rete, e a partire da quelle grosse aziende tipo l'Automatica, parastatali e SISAL, che se li sono intascati. Perciò tante volte bisognerebbe fare veramente un distinguo. Ma mi piace capire, cioè lei che cosa fa? Porta le slot machine nei bar? Sì, giusto per capire? Sì. E poi volevo dire, sì. Io lavoro per un'azienda, sono 22 anni che faccio questo lavoro, non ho mai messo una pistola nella fronte di qualcuno, in testa di qualcuno, a dirgli gioca. No, vabbè, ma lei porta la macchina, quindi non è che... Esatto. Attenzione, però, poi volevo dire un'altra cosa.
In Austria e nella tanto vituperata Svizzera il gioco d'azzardo c'è e ne vivono sopra, perché in Austria con il gioco d'azzardo, ok, e con la prostituzione sono i primi che versano le tasse allo Stato. Perciò bisognerebbe fare una campagna contro quelle aziende che vanno fuori in Italia a mettere delle macchine illegali, e lì sì che bisogna fare una grossa battaglia. Senta, ma mi tolgo una curiosità, perché un po' di tempo fa è venuta una signora di un bar in Regione Lombardia e ha detto: io volevo rescindere il contratto, c'è una penale fortissima di 6.000 euro, mi sembra. Mi conferma questa cosa? Ma le penali ci sono, ma non è che tutti quanti le mettono in atto, però bisognerebbe chiedere veramente alla signora quando l'ha fatto, se sapeva quello che faceva, perché bisogna informarli anche i baristi, che tante volte le tolgono perché non è vero che fanno tutto sto gran giro, cioè è vero che c'è il giro nel grosso, però ci sono aziende come le nostre che hanno dovuto mandare a casa gente, ragazzi. Cioè, abbiamo mandato a casa delle persone e anche quelli sono padri di famiglia. Vabbè, va bene, grazie, che, grazie, salve. Va bene, sì, non sono d'accordo per la verità, perché qui è come quelli che costruiscono le armi e poi dicono: no, ma io ho costruito l'arma, poi se sulla mina c'è saltato il bambino sono cazzi suoi. Non lo so, ora non voglio criminalizzare chi porta le macchinette, perché poi è ovvio sono i gestori, però insomma ora non cadiamo anche nell'equivoco del il fumo fa male, il governo se ne ha lavato le mani mettendosi sopra, il fumo uccide, la gente continua a fumare e a crepare, quindi non è che, cioè, non lo so, non sono d'accordo con l'ascoltatore. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Sì, buongiorno, ciao, sono il Claudio da Saronno. Sì, dici. Senti, allora, premetto che sono favorevole sono favorevole al referendum, quello sulla prostituzione, quello per liberalizzare la prostituzione, giusto? Sì. Però di contro ho una domanda provocatoria, riallacciandomi a questo discorso della ludopatia. Sì. Il sesso comunque è riconosciuto anche come malattia, uno può essere può dipendere dal sesso, e conosco delle persone che con la Svizzera praticamente sono finite anche loro sul lastrico, perché frequentavano bordelli e frequentavano quei bar di cui si sente spesso della Svizzera. Vorrei sapere, secondo te, liberalizzare la prostituzione potrebbe portare a una patologia che possa mettere in difficoltà economica quelle persone che praticamente, detto volgarmente, si sputtanerebbero lo stipendio andando in questi posti? È solo una domanda provocatoria. Premetto che sono favorevole alla liberalizzazione della prostituzione, Va bene, perché porterebbe introiti le nostre casse. Se mi dà una risposta. Sì, grazie. Beh, io penso che insomma, se uno è a questa cosa del sesso, che sia libera, che sia vietata, ci va. Trova il modo di... Esatto, quindi no, però mi viene in mente una cosa. C'era un vecchio racconto del signore che andava da uno dei padri della bomba atomica e diceva: ma perché costruite la bomba atomica? Fa danno, distrugge, e quello no, la scienza deve andare avanti, deve progredire, l'energia atomica ci servirà. Va bene, mi scusi, lei è un bambino di 1 anno, posso fargli un regalino? Va bene, poi il tizio se ne va. Lo scienziato atomico va a vedere il bambino e vede che in mano ha una pistola carica e dice: solo un pazzo metterebbe una pistola carica nelle mani di un bambino. Allora è chiaro che se uno vuole giocare, gioca, se uno vuole andare a mignotte, lo fa, però se non c'è nessuno che lo educa, che disincentiva certe cose, si fa subito poi a prendere quella pistola carica e spararsi, cioè a farsi del male. Non so cosa ne pensi tu, Roberto. Ma adesso qui Claudio di Saronno, ok, sul favorevole alla prostituzione mi sembra che non sia esattamente il modo giusto di affrontarle. Essere favorevole al fatto che la prostituzione venga gestita in una certa maniera all'interno di luoghi chiusi, controllati, dove è possibile fare delle verifiche sanitarie innanzitutto e quindi anche la possibilità di riscuotere tasse derivanti da questo, che diventa un lavoro, con sicuramente un effetto collaterale molto positivo di togliere lo schifo che abbiamo in giro per le strade.
Poi, una volta era così, insomma sì, Mussolini era così, esatto, poi è arrivata la Merlin. E quindi diciamo questo è, direi, liberalizzazione della prostituzione mi sembra improprio, è una gestione della prostituzione in una maniera diversa da quello che è adesso nelle strade, con maggiori possibilità di controllo dal punto di vista sanitario e dal punto di vista della riscossione di tasse da queste persone che svolgono questo lavoro. Il fatto che questo possa equipararsi a un discorso, diciamo, che diventa patologico, diciamo, l'astinenza da sesso, per cui non lo so, mi sembra un po' forzato. Non penso che per il fatto che la prostituzione possa essere, diciamo, gestita all'interno di strutture controllate determini un aumento del consumo di sesso da parte di chi il sesso o lo vuole fare per piacere ogni tanto o è obbligato a farlo da una forma patologica. Mi sembra che con la patologia della lubopatia abbia poco a che vedere. Anzi, risparmiano ad andare in Svizzera in questo modo, non spendono soldi. Almeno li lasciano in Italia invece che portarli all'estero. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao, sono Marco da Varese. Ciao Marco. Ciao, a proposito delle slot machine, sentivo il signore che piazza le slot machine. Intanto lui dice è una scelta che fa uno e nessuno viene obbligato. Io gli auguro a suo figlio di non trovarsi in questa situazione, perché gli mandi fuori quei 4 soldi che con gran fatica sicuramente ci metterà da parte. Gli auguro che suo figlio non ci finisca dentro questi giri qua. E glielo dice uno che non fuma, non beve, non gioca, e quindi dovrei essere il primo a dire la scelta di ogni persona è individuale. Non funziona così, perché come adesso hanno depenalizzato il reato sulla droga, vedrete cioè ci si può fumare le canne tranquillamente, vedete quello che sarà la ripercussione nell'ambito dei giovani, e gli auguro di non avere un figlio che si farà le canne, perché la scelta sarà sua. E così funziona anche con il reato di immigrazione clandestina. È vero, è complicato fermare il flusso immigratorio, però se questi del PD, oltre a non porre dei freni, in più ti tolgono la legge sul reato di immigrazione clandestina, è questo grave, è questo il fatto gravissimo, perché io sono un commerciante, quando entra qualcuno nel mio negozio gli dico buongiorno, entri pure, e questo ci ritorna. Se però quando mi entra qualcuno gli dico guardi signore, lei non è benvenuto, magari questo ci ritorna, ma è probabile che questo signore nel mio negozio non ci entra più. E così funziona anche con l'immigrazione clandestina. Se c'è un reato, questo ci pensa 2 volte prima di venire, ma se noi gli diciamo benvenuto signore, venga che le passiamo pure i soldi per il cellulare, eccetera, 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 tranquillo che questo passa parola e ce ne troviamo qua. Quindi anche il signore che vuole piazzare le slot machine e dire che comunque è una scelta personale si sbaglia, caro signore, perché non è una scelta personale, e gli auguro di non trovarci qui dentro. Grazie. Grazie, no, perché sennò qui in nome della libertà passa tutto, cioè si può fare qualunque cosa perché è una scelta personale. Poi però capisco purtroppo anche la persona che è il suo lavoro, non è il gestore che quindi porta avanti, e quindi da questa questione che fino ad oggi è legale, diventa il suo lavoro, la sua fonte di reddito, il modo di dare da mangiare alla propria famiglia. Cioè, lo capisco, poi anch'io non condivido quello che è certe affermazioni per giustificare il fatto di fare un certo tipo di lavoro, però chiaro, no, c'è un filo di attenzione, qui sono questioni molto delicate. Sì, no, certo. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io purtroppo sono molto afferrato in tutti i campi di cui state parlando. Bene, bravissimo, contributo importante. Primo, sono abbastanza ragione. Nelle macchinette, io ho un locale, ho avuto anche l'opportunità di poterle mettere, non le ho mai messe, mi hanno offerto 15, io parlo di 15 anni fa, 15-20 milioni per avere giù le macchinette, per il semplice motivo che quel signore che ha parlato prima non dice che fino a quando uscite le nuove leggi, adesso che io in questo campo ultimamente sono più afferrato, le macchinette le mettevano e chi le installava gestiva quanta percentuale far pagare. Se una macchinetta aveva incassato 1.000 euro, andava il proprietario, apriva perché aveva le chiavi, la metteva al 100% dei pagamenti, intascava lui i pagamenti che c'erano da fare, e chi giocava non diceva mai strani la notte i figli a giocare alle macchinette per recuperare i soldi che hanno perso gli altri. Dunque le palle le vado a raccontare a qualcun altro. Per quanto riguarda le donne, chi le piace andare con le donne o si innamora, chi le mangia i soldi perché si innamora di una donna, non perché ci va a fare sesso, perché fare sesso costa 30, 40, 50 euro, uno che fa sesso gli piace cambiare, la cambia tutte le sere, dunque alla fine per rovinarsi ci vuole parecchio di sesso, come diceva il nostro
Chi è che ho fatto prima? Pronto? Sì, chiaro. Perché è possibile parlare anche di quello che è successo Salvini l'altra sera? Sì, dici. Devo fare una piccola considerazione. Allora, hanno fatto vedere che per venire in Italia spendono $5.000 penso a cagna persona, e quando sono qua per farsi portare altri 1.000. Dunque chi viene via di là non è chi sta morendo di fame, è chi c'ha i soldi. Quei pochi che stanno un po' bene là prendono i suoi soldi, scappano dalla guerra e vengono via. I poveri cristi stanno là a morire. E la Kenji, il ministro, a quanto pare in Italia, ha studiato in Italia, è andato all'università in Italia, ha usufruito dei nostri professori, e chi li ha pagati? Le scuole, i professori? Lei, i suoi familiari o noi con le nostre dinastie? Grazie. La signora Chieng è arrivata in Italia con i soldi delle suore, ha studiato in Italia con i soldi del vescovo, del vescovato. È diventata famosa in politica grazie alla sinistra, con gli agganci del marito che conosceva gli ambienti bene. Il ministro dell'integrazione, poi ex ministro, grazie a Dio, va in trasmissione, non ha ancora imparato l'italiano, la faccia dell'integrazione, e viene a pontificare su queste cose. A me ha fatto specie vedere in quella trasmissione, che è stata faziosissima. Allora, per 2 volte, quando doveva parlare Salvini, non c'è la pubblicità e gli abbassavano il microfono. La cinese che ci viene a dire: voi italiani siete evasori fiscali, detto dai cinesi, cazzo, i cinesi ci danno degli evasori fiscali, che se uno li va a cercare si chiamano tutti Zu e non versano un solo euro, non hanno nemmeno il registratore di cassa, peggio che nel film di Cettola Qualunque, quando gli chiedono la ricevuta e si ferma tutto il paese. Cioè, ci danno questo. E poi francamente, siccome l'hanno giocata molto sui poveri profughi che muoiono, dispiace a tutti, è chiaro, questo è l'argomento vincente. Vorrei capire perché c'era uno che diceva al loro paese Assad, che è un criminale, è vero, infatti lo butti giù l'ONU, l'America, chi ha il potere di farlo, ecco, crocifigge i cristiani eccetera. Questi erano tutti musulmani che appena sono arrivati a Milano hanno detto: ma dov'è la moschea di Lampugnano? Ci hanno detto che qua c'era la moschea, invece non c'è. Hanno fatto vedere le loro foto con un iPhone di quelli costosissimi, io sono qui con un cellulare scarso eccetera eccetera, quindi tanto poveri non mi sembrano, spendono queste cifre esorbitanti. E allora c'è qualcosa che non torna. Poi vorrei capire, ma com'è che vengono tutti in Italia quando basterebbe fare pochissimi chilometri e raggiungere la ricca e amichevole, fraterna Arabia Saudita, il Dubai, il Qatar, l'Oman? Lì non ci vanno. Va bene che lì hanno chiuso le frontiere, però non ho capito perché vengono da noi infedeli, razzisti, cattivi, bastardi, nazisti. Perché dov'è che vengono a star meglio che qua? Appunto. Credo che basti questo, no? Infatti, prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buondì Lissoni, 2 secondi. Allora, il problema vero è che, lo diceva prima forse l'ospite, cioè noi abbiamo perso la sovranità proprio nazionale, ma diciamo un fatto anche proprio mentale, nel senso che noi siamo, adesso non so esattamente il termine, come dire, esterofili, non so come si dice, noi siamo molto amanti delle robe che arrivano da fuori, siamo poco nazionalisti e quindi siamo destinati purtroppo ad essere, diciamo, invasi e anche comandati da altri. Io ho 3 amici che avevano un bar, avevano queste macchinette, le hanno dovute togliere perché gli hanno sfasciato il bar non so quante volte per portargli via i soldi dentro, praticamente ha avuto quel problema lì. Poi, cioè, non prendiamoci in giro, va bene la prostituzione da legalizzare, nel senso, per quanto riguarda le tasse, io ho già firmato il referendum e tutto, però noi dobbiamo dire che il 70% delle prostitute sono straniere e clandestine. Come mettiamo il discorso lì? Perché non è che i clandestini sono quelli che arrivano solo dal Maghreb, e come dire, dall'Africa. Cioè, qui abbiamo tutte quelle ragazze che sono sulle strade, sono tutte clandestine, senza documenti, che fanno le prostitute e sono magari regolarmente fermate dalla polizia, dai carabinieri e quant'altro. Cioè, non nascondiamoci dietro il dito, queste qua sono anche loro clandestine, quindi bisognerà affrontare il problema anche sotto quel punto di vista lì. Ti saluto. Grazie, ma infatti andrebbero rimpatriate, solo che ormai hanno cancellato il reato, perché guardate che il reato serviva a questo, a rimpatriarli, era l'escamotage tecnico. È di fatto un reato, quindi togliendo quello si aprono una serie di problemi. Però scusa, prima non vorrei che, avendo semplificato un po' troppo, dove si va a star meglio che qua, è vero per alcuni, altri vengono qui a trovare un mondo molto diverso da quello che si aspettavano, vanno a vivere una vita assolutamente tragica.
con alti costi che vanno alti costi per la collettività italiana, che vanno a finire su alcuni che normalmente magari possono essere anche i peggiori, altra gente che arriva qua disperata e vive in condizioni incredibili. Quindi c'è anche all'interno di quello che è il fenomeno dell'immigrazione il fatto di non di non gestirlo significa subirlo. Il fenomeno dell'immigrazione è un qualche cosa che va assolutamente gestito, e gestendolo si fa in modo di poter andare veramente nella direzione dell'integrazione. Cosa significa integrare? Accogliere quello che è un numero giusto per poter fornire quello che è le condizioni di una vita decente. Il fatto di accogliere tutti determina degli altissimi costi sociali per noi, determina il fatto che c'è qualcuno che su questo qua ci specula con andando a recuperare tutte queste risorse che lo Stato mette a disposizione, e ce n'è un'altra infinità che vive invece in condizioni subumane. Andiamo in giro lungo le massicciate delle ferrovie, quando arriviamo a Milano, a Roma col treno che magari rallenta, vediamo cosa c'è sotto i ponti, che cosa c'è diciamo in queste lembi di terra. Ci sono delle situazioni spaventose. Questa è accoglienza, questa è integrazione, no, questa è un'altra cosa. La sinistra spalanca le porte e poi li molla lì per strada alla fine. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto Alfredo? Sì, buongiorno. Buongiorno, saluto te e senatore Mura, che ho avuto il piacere di conoscere. Ascolta Alfredo, io sto facendo una comunicazione di servizio. Sì. Stiamo andando a Melzo, che c'è il nostro presidente Maroni, che viene praticamente a presentare il sindaco di Melzo. Se qualcuno della Martesana è interessato, lui alla 1 è in Piazza della Vittoria. Va bene. Ecco, non so, chi vuol venire è ben accetto. Buona Padania, Alfredo. Saluto tanto il senatore Mura. Buongiorno, a presto. Grazie. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, buona Padania. Io vorrei dirle a Grillo che la vivisezione gliela farei a lui, e gliela farei molto volentieri. E poi c'è gente che va a votare persone così. Ma se questo qui andasse al governo, siccome io sono della Lega, fa la vivisezione ai miei cani? Ma robe da matti, ma non sa più cosa dire questo imbecille. Buona Padania a tutti. Grazie, va bene, la signora ha chiamato... con Dudu, che è una storia di Grillo che ha detto che farebbe la vivisezione. Perché la signora sa che io ho anche la rubrica animalista con Stefania Genovese, e a parte l'infelice battuta, che va bene, Grillo di cazzate ne dice tanto, una più una meno, però ha dato fastidio anche a me dire Dudu andrebbe data la vivisezione, ma ha fatto specie sempre in quella trasmissione con Salvini e la Chieng, che hanno fatto vedere Berlusconi lì coi cani della Brambilla eccetera eccetera. È chiaro che Berlusconi è andato lì a fare campagna elettorale, e subito questi della sinistra: ah, ma voi amate i cani, non amate le persone, hanno detto poi i soliti ragazzotti extracomunitari. E io ho trovato vergognosa questa cosa, perché uno può amare cani, persone, tutto il mondo, eccetera, eccetera, però la sinistra, che si è sempre allargata la bocca, no? Facevano gli animalisti, gli ambientalisti, gli ecologisti, eccetera, allora sono tranquillamente pronti a far fuori, che ne so, tutti i cani perché devono aiutare gli extracomunitari. Cioè, non c'è la scelta, non è che o l'extracomunitario o il cane, ma è vergognoso che arrivino a strumentalizzare pure questo, il sentimento, insomma... verso gli animali. Per tante persone anziane gli animali sono l'unica compagnia rimasta. Certo. Ci sono anziani che muoiono quando muore il cane, perché questi non hanno più figli, eccetera, eccetera. Cioè, mi sembra che la politica degli altri non abbia più niente da dire, a parte vaffanculo 80 euro, dentiere, eccetera. Cioè, siamo arrivati alla frutta. Sì. Veramente sono una pochezza rispetto a quello che è un progetto, e qui ritorniamo sempre, l'abbiamo citato varie volte, quello che è l'unica proposta che io sento in giro. Vado in giro, chiaro, io sono in giro a fare le proposte della Lega, ma ascolto anche gli altri. Andando in giro si ascolta di tutto, si va nelle piazze, si parla con le persone. Non ci sono proposte, ci sono proposte. Quelle che ci sono degli spot non inseriti in una strategia, non inseriti in un disegno politico, non inseriti in un progetto. Chi è che può vantare come noi un progetto che è sempre quello da 30 anni? Dall'84, questo qui è il progetto della Lega, è sempre quello, può essere stato aggiustato perché chiaramente variando le condizioni generali è anche giusto che un progetto venga, ma l'ossatura, la struttura portante del progetto della Lega è sempre quello. E per fortuna c'è da dire che con qualche alto e basso adesso vedo, anche e soprattutto negli ultimi mesi, purtroppo per anche la situazione in cui si viene a trovare questo paese, la proposta della Lega è l'unica che supera, e ritorniamo al vaffanculismo, ma perché veramente è una proposta
chiara, precisa, basata su elementi che si possono sintetizzare nei 6 quesiti elettorali, ma come asse portante una revisione strutturale forte di questo sistema paese, che non può andare avanti in questa maniera. Senti, hai notato, quando torniamo ancora alla solita trasmissione della Chieng, eccetera, eccetera, ma la conduttrice, chiaramente di sinistra, eccetera, pur faziosa, a un certo punto per 2 volte le ha detto: ma va bene, però di fronte all'obiezione degli italiani che hanno paura che gli immigrati rubino il lavoro, perché oramai lavoro non ce n'è più per tutti, lei che cosa risponde? E lei entrambe le volte ha detto: no, prima devo dire un'altra cosa, e non ha risposto. E quindi ha parlato solo di extracomunitari, di integrare. Qui, a parte la Lega, a parte Salvini che abbiamo visto alla 7, ma nessuno parla più di esodati, di far ripartire l'economia, di dare un futuro ai giovani, ai nostri giovani, insomma. Ritorniamo alla mancanza di proposta, quello che invece diciamo noi da sempre. Per far partire, questo magari l'abbiamo accennato all'inizio della trasmissione, adesso lo riprendiamo ma approfondendolo veramente in 2 minuti. Oggi manca il lavoro perché non ci sono le imprese. Quindi come si può creare il lavoro? Per decreto? Sicuramente no, perché i decreti vari lavoro servono a riversare delle risorse sui disoccupati, ma poi alla fine non si crea qualcosa di strutturale. Per innescare un meccanismo virtuoso bisogna che ci siano le imprese che producono, imprese che sono competitive sui mercati nazionali e internazionali, imprese che quindi hanno necessità di lavoratori per portare avanti quello che è il loro lavoro, che poi è finalizzato alla vendita dei loro prodotti. Benissimo, quindi le aziende devono essere in condizione di produrre, essere competitive sui mercati internazionali e nazionali, partendo da quello che è un discorso legato alla riduzione delle tasse e a una semplificazione. Un'azienda che ha dipendenti, magari la metà dei dipendenti che vengono utilizzati soltanto per adempiere ai 1000 vincoli della burocrazia, è pazzesco. Qui si aprirebbe un discorso che però è un discorso a parte su ormai quello che è la prevalenza dell'apparato burocratico rispetto a tutto il resto nel sistema italiano. È spaventoso, ma la politica ha alzato bandiera bianca, ha delegato tutti i tecnici all'apparato e quelli fanno la partita, e questi generano tutte quelle regole che vessano le imprese. Stavo dicendo, quindi oggi la possibilità delle aziende di poter produrre, di poter assumere persone che sono assunte, hanno un lavoro, hanno un reddito, hanno quello che serve per fare gli acquisti. Facendo gli acquisti mettono in moto un meccanismo. Questo è un meccanismo, credo che sia qualcosa che è alla base di un sistema economico normale. Poi mi si dice, ma oggi diciamo, non so, un certo tipo di industria non è competitivo rispetto a quello che è la produzione nei paesi dell'estremo oriente. Benissimo, lavoriamo sulla possibilità di essere competitivi. Poi su alcune cose indubbiamente magari può essere più vantaggioso costruire da qualche altra parte, però generiamo quelle che sono le condizioni per trovare dei mercati dove essere competitivi, e ce ne sono una miriade. Ma perché non c'è nessuno più che imprende? Gli imprenditori italiani chiudono o vanno via? Perché qui non ci sono le condizioni per poter lavorare. Io mi ricordo a un'assemblea, mi sembra, di Confartigianato, il presidente dal palco, che ha detto una frase che mi è rimasta impressa: lasciateci lavorare. Lasciateci lavorare. Gli imprenditori, quelli veri, perché io distingo le categorie, gli imprenditori, ci sono i prenditori, sì. Sono due categorie diverse. L'imprenditore, quello vero, va lasciato lavorare, perché quello che è la fantasia, vediamo le distese di capannoni che sono state costruite in questi anni dal dopoguerra ad oggi, fatti di imprenditori veri, imprenditori che i loro operai erano il loro patrimonio, erano quasi i loro figli, cioè perché nel momento stesso in cui un imprenditore, un operaio che è valido, che fa bene il suo lavoro, guai lasciarlo a casa, perché fa parte di quello che è il futuro della propria azienda. Se adesso le aziende sono disperate, gli imprenditori chiudono, lasciando a casa con dolore i loro operai, generano quella che è la situazione attuale. Senti, ma è da un punto di vista psicologico anche sintomatico il fatto che tanti imprenditori si uccidano perché non possono più garantire un futuro agli operai, alle famiglie. Cioè, ma si sentono responsabili. La politica non l'ha capito questo, dice vabbè si è ucciso, Monti dice vabbè se altrove se ne ammazzano. Ci sono chiaramente i problemi legati alle responsabilità nei confronti della propria famiglia, ma in maniera più allargata le responsabilità nei confronti dei propri operai e delle famiglie dei propri operai. Ed è un meccanismo che sicuramente
determina un peso tale sulla coscienza di una persona che può portare a reazioni di questo genere. Senti, ma a proposito della competitività, perché insomma non giriamoci attorno, allora la gente va a comprare dai cinesi perché paga 10 volte meno quella porcheria, sa benissimo, qualunque cosa sia, un paio di scarpe, un vestito eccetera, sanno benissimo che c'è il cromo esavalente che fa venire il tumore perché sono tinture tossiche eccetera eccetera, li pagano 1 euro, 2 euro, 5 euro, massimo 10 euro, ma lo fanno non perché i nostri prodotti non siano buoni, perché la gente non ha soldi in tasca, se si lasciassero più soldi... Necessità. Perché insomma, se io il paio di scarpe lo potessi comprare da un italiano a 30 euro, 40 euro, quindi un'azienda che magari non ha il 62% delle tasse messe dallo Stato incapace, io vado dall'italiano, assolutamente, vado dal cinese. Abbiamo ancora un paio di telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Graziano Cardano al Campo. Sì. Ecco, in riferimento a quello che diceva anche il senatore Mura, anche io ho dei colleghi che si lamentavano la Lega cosa fa, che deve fare questo, deve fare quello, io sempre gli chiedevo ma scusa un attimo, ma tu cosa hai votato? Hai votato Lega? No, io non ho votato, e poi ti lamenti, perché anche quello che è successo dalla Lega, diciamo, dei Bossi e i suoi figli e così via, tutto quello del Bersì e così via, ma io dico, sono io prima della Lega a, diciamo, essere indignato di quello che è successo. E poi un'altra cosa che volevo dire, anche in riferimento a tutte queste immigrazioni che c'è, ma non vi siete ancora accorti che una buona parte dei paesi africani hanno sottosuolo che è ricco di cose, diciamo, da poter estrazione e così via, e li vogliono che questi popoli si spopolano perché loro li devono, perché i grandi potenti del mondo li devono sfruttare. Ma non siamo ancora riusciti a capire tutte queste cose. Grazie, buona giornata. Grazie, salve. Roberto. Ha citato Graziano la questione di quello che è successo all'interno della Lega, ma credo che quello che è successo all'interno della Lega sia stato affrontato con una tale determinazione per cui si è intervenuto in maniera abbastanza chirurgica e si è superato un momento difficile. La prova l'abbiamo adesso di quello che è il grande consenso rispetto a quello che è l'azione politica della Lega, che non deve essere in nessuna maniera macchiato da quello che può essere stato l'essersi comportato male da parte di qualcuno che è stato assolutamente messo ai margini, messo fuori. Quindi situazioni di questo genere in altri partiti abbiamo visto che in passato ha generato la morte del partito stesso. Quanti partiti si sono a un certo punto dissolti. La grande capacità è quella che c'è stata all'interno della Lega di superare un periodo difficile con diciamo la volontà di andare ad incidere sul problema senza voler nascondere qualcheduno. Vediamo altri partiti dove magari l'inquisito di turno viene un attimo parcheggiato da parte e poi magari ci si ritrova Primo Greganti di nuovo a svolgere, ma ne dico uno per tutti, potrei citarne altri, ma questo perché risulta più evidente. Quando ho sentito la notizia alla radio, Frigero e Greganti, ho detto degli omonimi, possibile? No, non sono proprio gli stessi, uguali, sono ancora loro che circolavano impunemente per i palazzi del potere. Riguardo a quello che diceva sempre Graziano, i paesi dell'Africa che hanno ingentissime risorse, soprattutto di materie prime nel sottosuolo sono appunto vittime anche loro, e questi esodi di massa ne sono la dimostrazione, vittime di poteri economici mondiali forti, economico-finanziari legati allo sfruttamento di questo sfruttamento, e dei politici locali, perché in questi paesi dove ci sono milioni di disperati, ci sono quelle 4 o 5 famiglie che vivono da nababbi con 25 Ferrari nel garage, e quindi anche qui sicuramente c'è un grosso recupero che deve essere fatto da parte delle popolazioni locali rispetto a prendere la coscienza di quello che può essere l'autodeterminazione da parte loro di quello che è il loro futuro. Indubbiamente c'è da dire che qui si paga quello che è una arretratezza di secoli che è stata nell'interesse di chi ha governato quelle persone per secoli, molto spesso colonizzatori, e su questo le responsabilità, diciamo, dell'Occidente ci può essere, ma poi quando ci sono state l'indipendenza e quant'altro, andiamo a vedere se magari stavano meglio certi paesi quando c'erano gli inglesi, i portoghesi o qualcun altro, piuttosto a quello che è successo adesso con guerre tribali dove ormai internet ci fa vedere delle immagini spaventose rispetto a quello che sono lotte dove non c'è più il bianco contro il nero,
ma il nero contro il nero di due tribù diverse, con un'atrocità incredibile e spaventosa. Quindi qui c'è così, sicuramente molto da fare, ma non è neanche un problema che ci possiamo caricare noi tutto sulle spalle, assorbendo questo fenomeno migratorio, che non è la soluzione del problema. Non è la soluzione del problema. Un'altra cosa abbiamo detto: aiutiamole a casa loro, troviamo il modo di spendere infinitamente meno, dando infinite possibilità in più a queste popolazioni di affrancarsi, di potersi autodeterminare. Allora, un SMS: la tessera gratuita in regione c'è già per redditi bassi, costa 10 euro, ci scrive Marco da Como. Poi a Grillo, o meglio a Casaleggio, fa comodo restare nell'euro perché a capo di una multinazionale il loro sito viene gestito grazie a pubblicità di grosse industrie. Questo non lo so, però insomma diciamo che certi personaggi così entusiasti dell'euro, insomma, qualche dubbio un pochino te lo fanno venire. Piccolo interesse, piccolo. E parlando di interessi, questi interessi toccano tutti gli ambienti, persino il calcio. C'è un bel libro di un giornalista, scrittore, Gabriele Moroni, che è l'inviato speciale del Giorno e del Resto del Carlino. Gabriele ha all'attivo tantissimi libri di successo, uno di questi, Il calcio malato, indagini e segreti del racket delle scommesse, pubblicato da Murs Editore. Noi siamo collegati telefonicamente con Gabriele Moroni. Ciao Gabriele. Ciao Alfredo, buongiorno a chi ci ascolta. Ecco, senti Gabriele, perché insomma, quando si parla di calcio, la storia del racket, delle scommesse, eccetera, sembrava una storia che avevamo lasciato alle spalle. Invece, va bene che non ci siamo lasciati alle spalle nemmeno Greganti, però queste cose poi tornano ciclicamente, non si riesce a sconfiggerle. Sì, ma dunque, anzitutto devo dirti, Alfredo, e devo dirlo anche a chi ci ascolta, scusandomi se si sentiranno rumori di auto e auto in sottofondo, ma io sono a Sant'Anna, dove si è consumata una spaventosa tragedia familiare. Quindi parliamo di cose meno cruente ma ugualmente spiacevoli. Sì, il fenomeno del calcio scommesse, certamente il nostro calcio è stato toccato dalle inchieste anche anni fa. Questa è un'inchiesta che è deflagrata nel giugno del 2011 e io ho scritto questo libro, è un libro a quattro mani, devo dire, perché due sono quelli del cronista, che poi si è seduto a tavolino e ha ripercorso tutta la vicenda, e le altre due mani sono quelle della passione del calcio, dello sportivo, che ha vissuto con amarezza questa storia, ha ricevuto una sorta di vulnus. Ecco, ho già detto altre volte che forse tutti noi abbiamo perduto un po' della nostra innocenza sportiva. Ecco, infatti, perché insomma poi si è sempre detto, no, lo sport insegna nobili sentimenti, eccetera eccetera, poi quando uno scopre che c'è un racket delle scommesse, è vero, veramente perdiamo la nostra innocenza. Sì, certamente, ma ti dirò che l'inchiesta era nata, non dico in sordina, ma nonostante fossero già emersi nomi squillanti, ricordo Beppe Signori, parlo della prima fase, agli arresti domiciliari, e Cristiano Doni indagato, sembrava però una storia un po' da furbetti nel quartierino, perché c'era il tabaccaio, c'era il broker di provincia, e il medico di provincia, e poi col passare del tempo è emerso quello che è stato definito il carattere transnazionale della vicenda, cioè c'era innanzitutto una centrale finanziaria che operava da Singapore con questo Tan Se Teng detto Dan, e poi una ramificazione veramente internazionale. Ecco, in quel momento si è avuto l'esatta nozione di quella che era la portata delle scommesse. Gabriele, tu nel libro hai dei capitoli dedicati sia a Paoloni che a Farina del Gubbio. Ricordiamo un attimo chi sono questi personaggi. Paoloni, portiere ex Cremonese, ex Piacenza, poi in forza la Paganese, da cui parte un po' tutta la vicenda, quello accusato
di avere, lui ha sempre, devo dire, di sempre rifiutato questa accusa, che era quella di avere somministrato dei tranquillanti sciolti nei tè ai suoi compagni quando militava nella Cremonese. Farina è il giocatore del Gubbio che rifiuta di essere associato al mondo delle combine. Ecco, proprio di Farina voglio dire questo, che è paradossale, perché Farina è sicuramente un fior di galantuomo, ma all'epoca fu quasi santificato, nel senso che era la settimana di Natale, il vescovo di Gubbio lo additò nell'omelia come esempio di rettitudine. Prandelli annunciò che l'avrebbe convocato per premi in nazionale. Ecco, fermo restando che, come si diceva prima, Farina è un fior di galantuomo, ma mi chiesi all'epoca e mi chiedo ancora adesso, ma l'onestà deve essere un comportamento eccezionale, un comportamento di eccellenza. Senti, mi rimane questa domanda. Guarda, vabbè, si potrebbe innescare una polemica su questa cosa, ma che riguarda tutti gli ambiti. Senti, invece, torniamo al libro, restiamo al libro. C'è un'intervista esclusiva al giudice Salvini, che concentra con il nostro Salvini, il giudice Guido Salvini, che ha avuto anche una reazione particolare nell'approcciare questo fenomeno. Sì, Salvini, il giudice Salvini è un protagonista dell'inchiesta, l'architrave giudiziaria dell'inchiesta si basa essenzialmente sulle sue ordinanze. Io mi immagino la battaglia che ci sarà quando i giorni, perché saranno più giorni, dell'udienza preliminare, quando molti avvocati contesteranno il reato dell'associazione a delinquere, e lì si giocherà buona parte del processo. Quindi il giudice Salvini è l'ingegnere giudiziario, chiamiamolo così, dell'inchiesta, ma trovo molto significativo che in una delle sue ordinanze abbia trovato spazio e modo per accennare in poche ma significative righe a quello che diceva prima, cioè l'amarezza del tifoso davanti a questa vicenda. Questo l'ho trovato una prova, un indice di grande sensibilità, di grande umanità. Benissimo, allora io voglio consigliare a tutti i nostri radioascoltatori di Gabriele Moroni, Il calcio malato, indagini e segreti del racket delle scommesse. C'è un'intervista al giudice Salvini, ve lo ricordo, Il calcio malato di Gabriele Moroni, Mursia Editore. Grazie Gabriele, buona giornata. Grazie a te, grazie a chi ci ha ascoltato. Ecco Roberto, insomma, siamo passati dalle slot machine al calcio malato, cioè, purtroppo questo paese non finisce mai di stupirci. Diamo un po' una conclusione. Una conclusione, sicuramente le problematiche di tipo economico generano anche problematiche di tipo sociale. Il calcio poi malato però vediamo che c'è stato anche quando l'economia andava bene. Quindi, con gli stipendi che si pigliano. Quindi questo significa che quando ci sono gli spazi, grandi quantità di denaro, c'è sempre qualcheduno che vuole guadagnare anche di più. E allora mette a rischio quello che magari è anche la propria carriera, che potrebbe avere magari degli sbocchi che determinerebbero guadagni superiori, tutto si voglia subito, immediatamente, il domani. E questa è una prospettiva che purtroppo si è persa, quella prospettiva a lungo termine. Lo vediamo anche nel mondo, l'abbiamo detto durante la trasmissione, i poteri economici e finanziari come vogliono vedere garantiti dei risultati immediatamente, non pensino al medio e lungo termine. Un po' succede così anche nella vita di tutti i giorni, come magari si voglia tutto subito e non ci sia né più la voglia, né la capacità, neanche lo stimolo di pensare più a lungo termine, costruire qualche cosa. La mancanza di certezze uccide, e questo qui è un paese dove non hai certezze più neanche sul passato. Le norme retroattive, fai qualche cosa e retroattivamente sono quelle questioni che la certezza nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto per fare imprese è necessario. Vogliamo attirare capitali stranieri, non riusciamo a mantenere le nostre aziende, che cosa vogliamo fare? Cioè l'imprenditore non si garantisce la certezza, l'imprenditore straniero non arriva e quello italiano scappa. Va bene, e noi continueremo, noi come radio, a parlare di calcio, perché adesso c'è la bella rubrica Calcio Parlando con Daniele Amadasi e il nostro amico Ancona che è qui, che ci sta guardando, Adriano Ancona. Io ringrazio il senatore Mura. Grazie a te, grazie a tutti, buona Padania e mi raccomando, avanti a tutta forza.